Una delle immagini più suggestive di Chioggia per la nuova puntata di Agricoltura Veneta. Benvenuti, mi trovo in questa città perché vogliamo parlare di pesca e vogliamo parlare anche di una legge che equipara l'acquacoltura all'agricoltura. Questo è uno dei temi. L'altro tema invece sarà di una nuova iniziativa di CIA a livello nazionale, però declinato in versione veneta. E con Marilena Fusco, direttore di Pescagri, chiediamo proprio che cos'è questa nuova organizzazione. Allora, Pescagri nasce da un'esigenza di CIA Agricoltori Italiani, che è un'associazione, una delle più importanti del settore agricolo, che ha intravisto questa necessità, dopo tante richieste, di creare anche lei, cioè CIA, il settore pesca e acquacultura, che non aveva fino a 8 mesi fa. E Pescagri vuole essere una novità, però in un settore che ha una tradizione importante, che dobbiamo tenere salda al nostro territorio, perché il mare e la terra sono la nostra origine e non possiamo permetterci di farla calpestare. La pesca non deve essere più la cenerentola dell'agricoltura, ma deve avere una sua dignità e deve far mantenere i posti di lavoro, dando delle alternative anche ai giovani. Noi avevamo già all'interno di alcune sedi CIA, come qui in Veneto, in Emilia Romagna, già molti associati del settore che però erano associati CIA. Allora CIA si è chiesta: va bene, però dobbiamo avere anche noi il nostro settore, perché il settore specifico serve per sedere ai tavoli, per tutelare il territorio, per poter dire anche noi la nostra, sempre collaborativi e a fianco degli operatori del settore. Grazie direttore, adesso i titoli. E in questa presentazione in Veneto di Pescagri siamo con il presidente di CIA Veneto, Gian Michele Passerini. Presidente, è importante avere questa sezione, diciamo così, di CIA che guarda alla pesca, che guarda i pescatori, in una regione che ha sempre guardato comunque i pescatori e anche chi fa acquacultura? Sì, era importantissimo, in quanto non per una volontà di CIA, non solo, ma proprio perché i pescatori stessi ce lo chiedevano. Le sfide che stanno venendo avanti sono tante. Abbiamo avuto una manifestazione al 12 di protesta, di forte protesta di un settore che vive un momento di difficoltà, e quindi il senso di responsabilità che ha CIA Agricoltori nei confronti di quella che è l'imprenditoria, in questo caso il pescatore, l'imprenditoria ittica, per dare un contributo e per portare la sua voce all'interno delle istituzioni nazionali ed europee in questo caso. Ma anche magari regionali? Sicuramente, perché comunque parlando dell'ambito di Pescagri sul livello nazionale, poi nell'ambito di Pescagri sul livello regionale ci sono le istanze territoriali. Siamo qui a Chioggia, quindi siamo in uno dei mercati ittici più importanti che abbiamo in Veneto e non solo, e quindi sicuramente il ruolo che avrà Pescagri Veneto e il mio ruolo come CIA del Veneto sarà quello di raccogliere le istanze e di portare il contributo alla regione delle problematiche, ma non solo, anche della progettualità che può mettere in campo questo settore. Grazie Presidente, adesso le notizie. E siamo in una pausa della presentazione di Pescagri qui a Chioggia, siamo con il presidente di CIA Venezia, Paolo Quaggio. L'unione adesso che stiamo cercando di mettere insieme agricoltura e pesca farà sì che anche la pesca abbia, diciamo, l'importanza che dovrà avere nei prossimi tempi. Il pescatore dovrà, e cura già, ma dovrà ulteriormente curare il sistema marino. Ecco, poi c'è questo abbinamento acquacultura-allevamento, perché secondo la nuova legge sostanzialmente sono equiparati. Ci sarà una migliore condizione per chi fa acquacultura o un peggioramento della situazione per chi invece fa allevamento? Non c'è una contrapposizione tra le due cose, l'importante è che sia fatta mantenendo proprio quelle che sono le regole, da un lato della naturalità del lavoro e quindi dell'allevamento, ma anche della qualità del pesce. E una cosa che va fatta notare è che Venezia nei suoi confini confina direttamente nell'acqua con la Croazia, in particolare proprio con l'area, diciamo, dell'Istria, e proprio per questo c'è stato l'intervento di Robert Mamic, che è responsabile del mercato ittico di Parenzo. Sono anche presidente dei pescatori dei membri di Camera Artigianato, che fanno circa il 90% dei pescatori tutti in Croazia, che solo noi come rappresentanti dei pescatori e i pescatori stessi possono salvaguardare
il pescatore sia italiano sia croato nel Mar Adriatico. Ci sono molti temi di cui dobbiamo parlare tutti insieme e spero che ci sia l'occasione al più presto. Il rapporto con la Croazia, quindi il rapporto transfrontaliero. Beh, i rapporti transfrontalieri sono sempre importanti, sia terrestri sia marini. Qui il rapporto è un po' più distante perché il mare è molto più largo, però è ovvio che non ci può essere una contrapposizione tra quello che è lo Stato italiano, diciamo le coste italiane e le coste ex slavi in generale, quindi Croazia, la Slovenia e quant'altro. Quindi diciamo questo nuovo organismo, questo Pescagri, anche qui in Veneto servirà a aumentare il dialogo con chi sta dall'altra parte, chi sta appunto in Croazia. Io credo di sì, tutti i mezzi sono validi per aumentare quelli che sono i buoni rapporti con tutti gli stati confinanti e non solo. Grazie Presidente, adesso un po' di pubblicità e poi continueremo a raccontarvi questo nuovo organismo, questo Pescagri. E mentre il sole sta scendendo sul mare di Chioggia siamo giunti alla seconda parte di Agricoltura Veneta. Vi stiamo raccontando Pescagri, questo nuovo organismo di scia nazionale che nella declinazione di questo territorio è anche scia Veneto, e proprio Pescagri Veneto il responsabile è Mauro Mantovan. Nel suo intervento lei ha toccato 4 punti importanti per la pesca del Veneto. Il primo: da un po' di anni i nostri allevatori cominciano a manifestare la grossa preoccupazione della predazione dei murici, un gasteropode che con il piede penetra fora il guscio della vongola e se ne ciba, si sta spostando dal mare verso la laguna e la sta colonizzando sempre di più e crea danni 40% sull'allevamento. Uno dei messaggi che abbiamo lanciato, anche le istruzioni che avevamo noi oggi qui presenti, era appunto quello di creare un monitoraggio dell'ambiente lagunare per capire se c'è un'evoluzione e dove può portare questo. Gli altri 3 punti? Abbiamo un tema che è legato all'inquadramento agricolo degli allevatori, perché oggi sono agricoltura a tutti gli effetti, però esistono delle storture perché un apicoltore può accedere a alcune misure di finanziamento come il premio insediamento per i giovani agricoltori, dove gli allevatori di molluschi non lo possono fare. Ci sono altre tematiche, tipo quella sulla sicurezza. Chiediamo alla pubblica amministrazione di omogenizzare un po' la normativa. Gli altri 2 temi abbiamo richiamato la settimana scorsa, la manifestazione del 12 per la politica comunitaria rispetto alla compressione delle tempistiche di pesca. Va sì tutelata la risorsa ittica, ma va tutelato anche il pescatore. Da ultimo, proprio qui davanti abbiamo un esempio di pesca sostenibile, che è la pesca della vongola, e abbiamo i nostri pescatori che hanno grossi problemi anche lì di moria, quindi anche su questo chiediamo alla pubblica amministrazione di monitorare, dare un contributo, un sostegno. Ma la politica vi starà ad ascoltare. Se tutti quanti diciamo la stessa cosa, sicuramente la politica dovrà ascoltarci. Grazie, adesso tocca a Renzo Gatto. E con Antonio Gottardo, Lega Coop Veneto, siamo a parlare di questo nuovo organismo. E con questo farà la differenza per i pescatori, per gli imprenditori della pesca, anche in termini di contrattazione sul loro lavoro, che ultimamente sembra sempre più bistrattato. Questo settore ha la necessità di maturare competenze, capacità e rappresentanza sempre più marcata. È un pezzo importante della filiera. È un lavoro grosso che dobbiamo fare anche all'interno del PNR, la massa critica, la capacità anche di far coinvolgere il CIA attorno a questo non può che essere un valore aggiunto. Col dottor Fregolent parliamo del confronto della regione con queste associazioni. Con loro noi abbiamo definito molti dei progetti che abbiamo realizzato in questi 3 anni. Abbiamo soprattutto modificato quella che è l'impostazione per rispondere al meglio all'utilizzo delle risorse che la comunità europea ci mette a disposizione. Saremo tra i primi che gestirà il fascicolo aziendale anche per il settore della pesca e abbiamo già
gestito informaticamente le domande per alcuni fondi regionali e con il prossimo semestre sicuramente andremo ad attivare la domanda completamente informatizzata anche per le misure del FEAMP. Abbiamo finanziato con 300.000 euro quello che è un grosso progetto per la formazione. Noi dobbiamo fare tutto il possibile per cercare che i pescatori esperti, anziani, che prima che abbandonino la barca riescano a trasmettere il loro sapere a chi intende comunque restare in questo mondo nonostante le ristrettezze che ci impone o le restrizioni che ci impone la Commissione europea, in un contesto che comunque prevede l'utilizzo dell'innovazione e della tecnologia, però che ci impone di non aumentare quella che è la capacità dello sforzo di pesca. Grazie, adesso linea a Adriano Favaretto. Assessore, abbiamo sentito le esigenze della pesca veneta con questa nuova associazione che è venuta a crearsi. Quali sono le risposte della Regione? Noi come Regione del Veneto pensiamo che i nostri pescatori siano i primi alleati di uno sviluppo sostenibile, i primi cointeressati ad avere un mare pescoso e siano coloro con cui dobbiamo stringere una forte collaborazione affinché vi sia una pesca sostenibile, affinché questo settore possa rappresentare, così come oggi anche nel futuro, un'opportunità di sviluppo, di lavoro e dare quindi delle certezze di carattere sociale e di futuro ai nostri pescatori. Noi sosteniamo questo e crediamo che l'Alto Adriatico, con tutto il suo distretto dell'Alto Adriatico delle regioni del Veneto, dell'Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, porteranno avanti questa battaglia a livello governativo e in tutte le sedi, comprese quelle europee. Ecco, proprio perché si parla di Europa, sentiamo che cosa ha detto invece l'eurodeputato Paolo De Castro. I sacrifici che stanno facendo i pescatori sono evidenti, i numeri sono evidenti di quanto si è ridotto lo sforzo di pesca, di quanto si sono ridotte le imbarcazioni. È evidente quindi che noi dobbiamo spiegare che questi sacrifici che stanno facendo i pescatori del Mediterraneo, che stanno facendo i nostri pescatori, devono corrispondere anche ad un'attenzione delle istituzioni europee che diano equilibrio a quella dimensione sociale che alle volte è schiacciata dalla dimensione ambientale. Il rapporto Europa-Veneto come si deve impostare? Noi dobbiamo ricordare di essere una grande regione anche dal punto di vista della pesca. Spesso i provvedimenti europei non hanno fondamento scientifico e si basano su realtà completamente diverse rispetto a quella dell'Adriatico e delle nostre lagune, ragione per cui noi continueremo la nostra battaglia affinché venga garantito il diritto di continuare un lavoro. I pescatori sanno quello che fanno e sono i primi a volere che l'ambiente sia produttivo e lo sviluppo sia sostenibile. Grazie all'assessore Corazzari, adesso le previsioni. E con il Presidente Dino Scanavino siamo alle conclusioni. Presidente, lei nel suo intervento ha detto che siamo venuti a dare una mano a questo settore, il settore della pesca. Abbiamo sentito questa esigenza di rinforzare la squadra della rappresentanza in stretta collaborazione con quello che c'è. Non siamo venuti per prevaricare nulla e nessuno, ma per collaborare. La pesca sembra che sia stata dimenticata dal PNRR. In realtà attraverso proprio l'agricoltura può avere il suo spazio e anche i suoi finanziamenti. Certo, misura che riguarda la pesca in realtà è una piccola misura all'interno del PNRR specifica, ma le misure trasversali, cioè la transizione ecologica, la digitalizzazione, l'organizzazione delle filiere sono tre punti fondamentali del piano che tutti e tre toccano la pesca e possono diventare l'elemento che risolve tanti problemi a un settore che ha molte energie, molte volontà, ma ha problemi che rischiano di farla soccombere. L'Italia è bagnata da tre lati dal mare, un mare pescoso. La pesca è una tradizione, è una cultura nazionale del popolo italiano e noi crediamo che in un piano di ripartenza non possa non esserci la pesca e l'acquacoltura, che è altrettanto importante. Per cui ecco, noi ci siamo anche per
sostenere le ragioni dei pescatori e portarli a bordo del grande progetto di ripartenza e resilienza. Grazie Presidente, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta, essendo la puntata di fine mese, l'ultima parola la lasciamo al nostro Beppe Fantin, al suo agrifoglio, alle sue vignette, questa volta dedicate alla frutta che non c'è, e noi ci vediamo la prossima settimana.